Dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta. Treviso, 21 marzo 2014. Quando la testimonianza della storia viene convocata dal Tribunale del presente come retaggio e forte voce di libertà e modello di serenità e giustizia, quando un popolo invoca il diritto di autodeterminazione come diritto naturale e fondamentale dell'individuo e che da questi si estende alla famiglia, alla comunità e alla nazione, quando il popolo, attraverso i suoi naturali rappresentanti, ovvero tutti i componenti del popolo stesso di maggiore età, si esprime a maggioranza assoluta nella forma sacra e vincolante della parola latrice di volontà, la decisione di tale popolo e di ogni popolo rispetto al proprio futuro acquista un valore assoluto che nessun altro popolo, nessun'altra entità, sia esso stato straniero o confederazione o unione di stati stranieri o individuo o potere diverso, potrà mai negare o invalidare. La nazione veneta per 4 millenni si è organizzata in forme originali e ininterrotte di autogoverno. La Veneta libertà originaria si è conservata e continuata nel patto federativo con la potenza romana, tanto nel Senato di Roma che in quello di Costantinopoli. A partire dalla fine del VII secolo e fino al 1797, la libertà veneta si identifica con la Serenissima Repubblica Veneta. La cui storia gloriosa è stata faro per le civiltà e le libertà del mondo, aprendo il primo ponte tra l'Oriente e l'Occidente e continuando a risplendere per 2 secoli fino ad ora. Dal 1797 la Repubblica Veneta ha continuato ad esistere manifestandosi secondo propria storia e tradizione, e tra il 1848 e il 1849 si è affiancata ai moti europei nell'auspicare le libertà da ogni dominio straniero e nel segno dei tempi, formulando altresì l'auspicio che ognuno debba essere governato da rappresentanti scelti dal proprio popolo e da nessun governo o signore straniero o lontano dai propri valori di libertà, e dunque abbia solo interesse a sfruttarlo in modi arbitrari e contrari al diritto naturale e al diritto delle genti. La sovranità e l'esistenza stessa del popolo veneto, ripetutamente riconosciuta anche dai governi di Vienna, è stata invece sempre perseguitata e combattuta dai governi italiani, qui insediatesi organizzando il plebiscito truffa del 1866. Poiché da quel tempo sono trascorsi quasi 150 anni e dunque 6 generazioni, e poiché tutto ciò è contrario al diritto di natura, in quanto sia la natura sia il diritto sono entità viventi che si applicano al mondo dei viventi, un patto di sottomissione che sia stato stretto 6 generazioni fa, indipendentemente dal modo e dalle forme con cui esso sia stato stretto, ritenendo che un patto costitutivo di uno Stato, di una colonia, non possa essere vincolante al di là dello spazio di una generazione, onde i morti non condizionino il destino dei vivi. Poiché
lo Stato dominante italiano non ha mai chiesto al popolo veneto, né a nessuno degli altri popoli e delle altre nazioni che ha posto sotto il suo giogo, di esprimere la propria volontà attraverso votazione popolare riguardo alla Costituzione di cui ha voluto dotarsi nel 1948, riguardo all'ingresso nella Comunità Europea poi evoluta in Unione Europea, riguardo all'appartenenza ad altre organizzazioni internazionali e riguardo alla rinuncia alla propria sovranità monetaria nel 2002, con tutte le conseguenze a tale rinuncia connesse in termini di autodeterminazione e autogoverno. Poiché lo Stato dominante italiano sottrae ai popoli, che costringe entro i propri confini la scelta tramite libera elezione dei propri governi, tradisce la parola e la lettera dei padri fondatori della Carta Costituzionale, la quale dunque ha perso il suo potere vincolante e sacrale. Poiché tra i diritti naturali, come appare autoevidente, vi è quello alla felicità e al godimento dei frutti del proprio lavoro, vi è quello alla vita propria e delle proprie discendenze, vi è quello alla serenità e alla libera espressione del proprio pensiero, e poiché tali diritti, ora e da decenni, sono manifestamente violati dalla compagine statuale a cui i veneti furono sottomessi nel 1866, poiché il plebiscito del 1866, ancorché invalido in forma e sostanza, fu l'ultima deliberazione popolare del popolo veneto, e poiché il Regno d'Italia nel 1866 differiva per forma dello Stato, per confini, per Costituzione e per un numero di altri rispetti dalla Repubblica Italiana sorta nel 1946, a tal punto da poter legittimamente e storicamente ritenere che si tratti di due Stati differenti e che dunque l'annessione del popolo veneto al Regno d'Italia non possa ritenersi direttamente estensibile alla Repubblica Italiana sorta nel 1946? Su iniziativa, dunque, di cittadini e comunità venete, come sempre accade nella storia, che si sono fatti spontaneamente latori dell'istanza di libertà del proprio popolo, inteso estensivamente come tutto il popolo che attualmente risiede nella regione amministrativa denominata Veneto e posta in essere dalla Costituzione italiana del 1948, non essendovi altra alternativa. Ben consapevoli tali cittadini della sovranità popolare, che è sancita come tale da tutte le leggi internazionali che il concerto delle nazioni del mondo ha inteso darsi a partire dal secondo dopoguerra, e considerando gerarchicamente superiore la fonte delle Nazioni Unite con il patto internazionale del 1966, divenuto legge dello Stato italiano il 25 ottobre 1977, che qui riportiamo. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi
derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. Ben consapevoli tali cittadini dell'esistenza del popolo veneto, cui lo stesso Stato italiano ha conferito tale dignità al pari del popolo sardo attraverso lo Statuto della Regione Veneto. Ben consapevoli tali cittadini dell'importanza delle nuove tecnologie informatiche nel processo democratico, del peso dell'opinione pubblica e individuale che in esse si esprime, e volendo ancorare la decisione di sovranità agli sviluppi della scienza, onde per sempre si costituisca un legame tra la modernità e il progresso e la possibilità per il cittadino di esprimere la propria volontà politica, ovvero di decidere sul proprio presente e sul proprio futuro. Avendo liberamente convocato con le proprie forze e con il sostegno economico di volontari un plebiscito per via telematica che è durato dal 16 al 21 marzo 2014 e i cui risultati sono stati certificati nella loro veridicità. Avendo il plebiscito posto ad ogni cittadino residente in Veneto in omaggio al principio estensivo e non etnico della nazionalità che comprende la residenza legale, un quesito principale. Vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica federale indipendente e sovrana? Avendo considerato come autoevidente il fatto che la risposta alla domanda implicava una volontà vincolante ed esplicita di trasformare l'attuale regione amministrativa italiana denominata Veneto nei suoi attuali confini in una entità statuale indipendente, confini peraltro non determinati dal popolo veneto, ma entro i quali il popolo veneto risiede talora da secoli, e altresì in un'entità statuale essa stessa dotata di propria sacra sovranità, al pari di tutte le altre nazioni del mondo e federata al suo interno sul modello della Repubblica Serenissima, nelle forme che una futura assemblea costituente intenderà dare ad essa, a partire ancora una volta dalla volontà del popolo. Preso atto e comunicato nei modi dovuti al mondo che oggi, giorno 21 marzo 2014, alle ore 19, vi sono stati 2.360.235 voti e che il risultato è il seguente. Voti validi. Sì, 2.102.969. No, rispetto della democrazia, 257.000, applaudire, 266.
Voti non validi 6.815, e che tale risultato si pone in contrasto con il risultato dell'ultimo plebiscito vincolante del 1866, a cui il popolo veneto è stato chiamato per decidere del proprio destino, in cui vi era stato il seguente risultato: sì 641.758, no 69, nulli 273. Ben consapevoli tali cittadini che le procedure, le modalità e i risultati di tale plebiscito sono a disposizione di ogni ente internazionale legittimo di controllo, e mettendo tali risultati a disposizione dello Stato italiano e dell'Unione Europea in prima istanza e come atto dovuto per i controlli di cui sopra, che intende effettuare in un contesto di osservazione internazionale e monitoraggio come previsto dalle norme internazionali cui ogni Stato deve legittimamente conformarsi, considerata sovrana la volontà popolare, in nome di San Marco, del popolo veneto e del diritto delle genti, in omaggio alla democrazia e alla volontà generale, noi oggi, venerdì 21 marzo 2014, decretiamo decaduta la sovranità italiana sul popolo e sul territorio veneto. E altresì ne decretiamo conseguentemente decadute le relative magistrature politiche, dichiarando contestualmente l'indipendenza del popolo veneto del suo territorio. Con queste stesse parole presenti in questa dichiarazione confermiamo e proclamiamo la Repubblica Veneta. E demandiamo al popolo veneto la scelta dei suoi rappresentanti nell'Assemblea Costituente, che darà al popolo veneto, ora libero, e al territorio veneto, ora libero, la forma di Stato che sarà per volontà generale e a maggioranza assoluta ritenuta la più conforme nei modi e nei tempi che il popolo veneto intenderà darsi. Treviso, 21 marzo 2014.
Terra, Parma, San Marco! E il 25 aprile tutti a San Marco con bandiera!